E amici di Facebook, amici di tutti, ecco qua, è arrivata una novità, una mascherina diversa dalle solite, sempre col timbro vergognosissimo, di colori, un verde scuro e questo fluo così colà, che no, sempre la grandissima e bravissima, che dovrò conoscere anche dal vivo, quando ti potremo abbracciare, ti abbraccerò, Eleonora Nocet di Villa Vicentina, che fa queste cose meravigliose, sempre per colpa del carabiniere mio amico Valentino Listuzzi, vergognosissimo, che fa della solidarietà la sua, io ho già detto. Allora mi ha detto, guarda, te ne do una ventina così colà, e poi mi è venuta questa idea, che me l'ha data anche lui. Allora, noi la mettiamo, dobbiamo fare, se possiamo, del bene nel nostro piccolo. E allora ho detto, queste mascherine, ci sono di due o tre colori, insomma, poi magari mi dite quale volete. C'è un amico che si chiama Luigi, è un poliziotto, ha avuto un problema serio, una malattia un po' gravetta e doveva avere bisogno di una protesi. E una signora Franca, della zona di Gonars, vede, mi sono scritto perché c'è tanta... No, no, e ha voluto fare, ha fatto un'associazione, Amis dal Disu, che questa associazione fa questa possibilità di dare una mano alle persone, come Valentino Listuzzi, con gli amici di Federico, come la Luca Onlo, come tante associazioni nostre friulane. E allora io ho messo a disposizione questa mia faccia da mona delle mascherine, che queste mascherine, a differenza delle altre, hanno una particolarità. Hanno un tessuto che tu la metti su e ridi. Non so se c'è qualcosa di strano, una sostanza, ma è bellissimo. Ridi mezz'oretta e poi se vuoi la cambi, se non la tieni. Quindi chi vuole mi contatti, l'offerta chiaramente è libera, ma bisogna dare una mano, poi uno vede come so. È bellissima, tiene bene, insomma. Se volete siamo a disposizione. Su Facebook il mio numero, mi contate quando volete, dopo vediamo come farvela arrivare, troviamo bene il modo. L'importante è esserci e fare un po' di solidarietà. Come sempre, le robe vergognosissime. Ciao, ciao, ciao.